Ecco, Sindaco, oggi una deposizione di fiori in onore ai morti, ai nostri caduti. Ecco, Porto Empedocle ha voluto che il cimitero fosse fruibile ai propri cittadini, come mai? Sì, noi abbiamo pensato che per come era dislocato il nostro cimitero, organizzando bene le cose, all'entrata c'è chi registra la temperatura, si indica la disponibilità a rimanere una mezz'ora, di non dover privare gli empedoclini di questa che è una tradizione, ma è anche un atto dovuto e voluto per amore che si ha nei confronti dei nostri cari defunti, che noi riteniamo facciano sempre parte della comunità, da un altro lato in un'altra dimensione, ma per noi sono sempre vivi, e quindi abbiamo voluto consentire a tutti di fare una carezza per chi volesse. C'è stato un segno di grande maturità della popolazione empedoclina, perché non c'è affollamento, i viali del cimitero sono sgombri, la gente viene, lascia un fiore, fa una preghiera e va via in silenzio, e forse per come dovrebbe essere in questa particolare giornata. Voglio fare anzi in questa occasione un ricordo a Gigi Proietti, il grande mattatore italiano scomparso oggi con un grande colpo di teatro, perché lui era nato il 2 novembre, nel giorno dei defunti, anche morto, e penso che nell'aldilà si stia aprendo un palcoscenico per lui, per riallietare in questa giornata i nostri cari defunti, magari con un sorriso ironico.